O Polo da Neve, o duce con l'ha perso a testa. O Polo da Neve, nominaggio do Polo Cavanna 1443-1507, o è stato il primo e unico duce do popolo. Se non fosse per un nome, con cui ha intitolato la famosa Ciassa da Fuge, nessuno che a Zena o parlieva di lei, ne manco in via Polo da Neve a Neve, città dove è nasciuto. O è stato il 42esimo duce della Repubblica di Zena, o primo proveniente e eletto dal popolo e non da nobiltà locale. O l'ha visto anche un altro primato, quello di essere stato giustiziato con la pena di morte. A giornata anche, o c'amiescimo di rottura, perché con il Polo da Neve Zena si allontanò, anche se per poco, dall'oligarchia di poche famiglie senesi che dominavano e dal foresto francese, un re di Francia, Luigi XII. Nasciuto inter l'Ultrasuvo, analfabeta, o si trasferì con la famiglia a Zena, dove la travagliò come tensore de Sea. A fine del XV secolo, o le è stato nominato all'ufficio da Baglia, quello creò per l'esecuzione di opere pubbliche d'urgenza o gravissime, con ampi puoi, e nominò capitano per la difesa delle due rive. È stato poi fra i protagonisti dell'insurrezione popolare guidata da media borghesia, stanca di essere esclusa dal puoi, a favore della nobiltà. A capo di questa plebe, Polo da Neve, con un ruolo importante in la rivoluzione contro i nobili del 7 settembre del 1506. Il 12 marzo del 1507, il governatore francese, Filippo Rocabertin, è stato costretto a lasciare la città insieme alla famiglia Fieschi, principale sostegno del re francese a Zena. E l'assemblea da plebe scartò la possibilità di mettere il governo di Zena in temuin di Adorno o di Fregoso e per esserne gli uomini di fiducia ai quali affidò il governo a si riunire in Santa Maria di Castiglia. Lì venivano eletti 8 tribuni, fra i quali Polo da Neve, e il governo di Pupolén venne detto decapette, perché tutti avevano mantelli miseri e poveri. Il 10 d'arvido 1507 l'assemblea nomina Polo duce della Repubblica. In pochi giorni l'ha fatto coniare 9 monete, i testuini, qua scritta Libertas Populi Ianuensis, per sanare finanze o la sede dei mutui o Banco di San Sorso. Il 6 di Gego o due a poco. 17 giorni dopo, il 27 d'arvido 1507, Luigi XII, a capo dell'esercito francese, l'arriò a Zena e a città è stata costretta a resa. Lei le scappò verso la Toscana, con la speranza di arrivare a Roma per cercare l'aiuto del Papa Giulio II, ostile a Francia. Al suo posto è stato nominato governatore di Zena Filippo de Cleves. Il Polo imbarcò in Saint-Bregantin. È stato catturato per spiata del padrone del barco, che l'aveva tradito per 800 scudi e condotto in cadene, o torna a Zena, dove la sua casa è stata distrutta. È stato consegnato ai francesi, che l'hanno giustiziato il 15 di giugno del 1507, davanti a Pagio, ammesso da decapitazione, forse come gentilezza dovuta a nome del grande merito. A sua testa è stata infiata in scelasta datura di Pagio e il suo corpo squartò in 4 tocchi esposti in diverse zone della città. In l'archivio di Stato le custodia a nota da spesa per l'esecuzione, 7 lie e 10 soldi. Il pagamento per l'esecuzione è stato ritardato fino a quando l'esecutore di giustizia non la ritirò tutti i tocchi del corpo, dove erano stati appesi, perché restavano lì anche ben di giorni, fino a quando il vicinato non se ne lamentava per l'odore e lo domandava delle valli, allegri.